Benvenuti alla terza lezione della sezione tecnica. Bene, allora apriamo il manuale e affrontiamo l'esercizio numero 4. Le combinazioni stavolta sono quelle da alternare con l'indice, quindi le combinazioni delle dita sono con l'alternanza dell'indice, quindi indice pollice, indice medio, indice anulare, indice mignolo. Allora, osserviamo la figura. Bene, allora il numero 4, come vedete, comincia con l'articolazione del gomito, quindi dell'avambraccio, per operare la caduta sul dito indice, con il dito indice sulla nota Re a destra e poi Fa a sinistra, come potete osservare dal pentagramma. Bene, adesso ci concentriamo prima con la mano destra. Quindi caduta, c'è una C, quindi caduta. Come vedete, braccio abbandonato, il dito indice che tiene premuto il tasto e le altre dita rilassate e poggiate sulla superficie dei tasti. Quando avete verificato questo riposo, articolazione del pollice, quindi braccio fermo, polso fermo, il pollice si è sollevato e ha percosso la nota Do, alzandosi da solo. Adesso tutte le altre dita sono a riposo, quindi posso operare la seconda articolazione del dito, e cioè la nota di nuovo Re con il secondo dito, c'è di nuovo una S, quindi da solo, questo movimento da solo, vedete tutte le altre dita rimangono a riposo, quindi io estendo il dito verso l'alto e poi articolo il dito percuotendo il Re e rilasciando subito le note, le altre, e poi di nuovo il Do con il pollice, sempre da solo. Andiamo alla battuta successiva, dopo aver ripetuto più volte questa, è la combinazione indice-medio, quindi articolazione dell'indice di nuovo da solo, c'è una S, quindi come vedete articolazione. Adesso dobbiamo suonare la nota Mi con il terzo dito. Bene, sul numero 3, più in grande, abbiamo scritti piccolini il numero 4 e il numero 5, cioè vuol dire che pollice fermo sui tasti, io devo sollevare sia il terzo dito che il quarto e il quinto verso l'alto, vedete ce l'ho alzate tutte e tre, quindi facciamo di nuovo il movimento, lancio verso l'alto e poi percuoto il Mi con il terzo, tutte le dita sono di nuovo a riposo. Poi ancora di nuovo il Re con il secondo da solo, quindi lascio fermo, vedete il pollice fermo sui tasti, tutte le altre dita sui tasti, polso fermo, braccio fermo, quindi il secondo, ripetiamo, si alza verso l'alto e percuote la nota Re. Di nuovo il Mi alzando il quarto e il quinto insieme, tutte e tre queste dita insieme, quindi vado verso l'alto e percuoto sempre lasciando fermissimo polso e braccio. Vadiamo alla battuta successiva, combinazione indice anulare, quindi secondo dito da solo. Per il quarto dito i numeri piccolini sono 3 e 5, quindi sono sempre tutte e tre queste dita che io devo sollevare, sempre col braccio fermo, per percuotere con l'anulare la nota Fa. Vedete, tutte le dita a riposo, posso procedere col resto. Secondo dito da solo, di nuovo quarto insieme al terzo e il quinto, e faccio l'ultima combinazione. Secondo da solo, anche per il quinto, devo sollevare il terzo e il quarto insieme, quindi queste tre sempre insieme, il quinto con il Sol, il Re da solo e di nuovo tutte e tre per il mignolo con il Sol, e si finisce con il secondo sul Re. Bene, ora vi mostro come eseguire questo esercizio a due mani. Non badiamo al tempo, badiamo solo alle articolazioni, potrebbero anche essere altre note, però noi approfittiamo di questo esercizio per fare anche una pratica di lettura, e quindi facciamo prima la caduta, poi l'articolazione del pollice, poi indice, di nuovo pollice da solo, andiamo avanti, medio insieme al quarto e il quinto, di nuovo indice, medio, di nuovo indice, altra combinazione, quarto e poi secondo quinto. Quindi non abbiate fretta,
articolate solo quando avete verificato che tutte le dita sono a riposo sui tasti, una combinazione dopo l'altra, badate ai piccoli numeri che vi indicano quali dita devono accompagnare il dito che poi deve percuotere il tasto. Bene, anche per questa volta la lezione termina qui con quest'altra combinazione del dito indice con le altre dita, e anche per la tecnica vi ricordo che i prossimi video saranno visibili sul sito musicanapoli.it e potete anche richiedere il mio manuale alla Sonitus oppure direttamente a me all'indirizzo email. A me potete anche rivolgervi per dei chiarimenti, dei dubbi, delle domande che vi possono sorgere durante questo studio, questo percorso. Mi raccomando di procedere con molta cautela, poi affronteremo con calma anche il tempo, quindi l'uso del metronomo e come pian piano rendere più veloci questi movimenti. Fate con tutta la calma, lentamente. Io vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito. Ciao!